Si terranno mercoledì alle 15 a San Giorgio in Brenta i funerali di Silvana Valle, l'imprenditrice di Fontaniva nel Padovano, che lunedì mattina, angosciata dai problemi economici dell'azienda di trasporti di famiglia, si è tolta la vita nella sua abitazione. Stasera il rosario nella grande casa di via del Beato. Se, è sottolineato se, sta iniziando la ripresa, non riguarderà tutti. Il settore dell'autotrasporto artigiano in Veneto, 8.000 imprese con oltre 9.000 addetti, è in grave difficoltà e chi lavora con l'edilizia, come la ditta Valle di Fontaniva, dal 2008 paga una crisi doppia. Noi siamo in sofferenza, siamo proprio veramente al limite. 3 su 10 abbiano bisogno di chiudere e non possono chiudere, altri 2 ci stiano pensando. Burocrazia e costi pesanti, nessun controllo alla concorrenza estera o italiana che si camuffa da straniera. Spese ingenti, per primo il gasolio, anticipate per clienti che poi non pagano. Il titolare di un'azienda di autotrasporti in Veneto è un imprenditore a rischio. Basta una telefonata di un cliente che non ha pagato ricevuta bancaria oppure che salta l'appalto, credo che qualcuno pensi anche a certe cose estreme. Prima di compiere un gesto estremo, la società veneta dal 2012 offre aiuto agli imprenditori, agli artigiani e ai commercianti colpiti dalla crisi con il servizio regionale antisuicidi, inoltre la salute dell'imprenditore. Attivo per iniziativa della Giunta regionale 24 ore su 24 al numero verde 800 33 43 43. 310 gli imprenditori seguiti ad oggi, il maggior numero nelle province di Vicenza e Padova. Che l'imprenditore non abbia timore, che chiami il nostro numero perché è un numero che lo riconsidera come patrimonio e come bene all'interno di tutta la comunità. Il servizio ha come obiettivo la salute dell'imprenditore che davanti alla crisi si sente solo ma in realtà non lo è. Ha solamente ridotto la capacità di dialogare con colleghi e professionisti del settore, con i familiari, i soci, insieme alla capacità di risolvere i problemi dell'azienda. Inoltre ha 2 sedi principali, a Sant'Orso presso l'ospedale dell'Alto Vicentino e a Padova al Dipartimento di Psicologia dell'Università, ma i suoi operatori lavorano spesso a domicilio degli imprenditori interessati o in una sede concordata insieme. Non fatevi fermare dalla teoria che queste sono tutte belle parole e poi invece quelli che servono sono i fatti, perché è proprio dai ragionamenti che si possono fare insieme che poi si trovano delle soluzioni estremamente concrete.